Per la prima volta dopo 9 anni il bilancio previsionale della Regione del Veneto, pari al netto delle partite di giro a circa 13 miliardi di euro, è stato approvato dal Consiglio regionale prima della scadenza del 31 dicembre. Si evita così l'esercizio provvisorio. Il voto nel cuore della notte con 26 a favore e 19 contrari. Gran parte del bilancio è assorbito dalla sanità, quasi 9 miliardi, e poi dal sociale. Anche sì, quarantina di milioni destinati al sociale, poi a fianco abbiamo il fondo non autosufficienza, quindi legata alla residenzialità anziani, disabili, che invece è di 755 milioni. Per l'assessore Lanzarin sono state date delle risposte chiare alle preoccupazioni sollevate in questi mesi da molti cittadini, soprattutto quelli in difficoltà economiche e con bambini o disabili a carico. Le partite principali le abbiamo mantenute, parliamo del sociale, abbiamo confermato i 31 milioni per le scuole materne e gli asili nidi, sul sociale, sul capitolo sociale ci sono circa 9 milioni che vanno a coprire poi tutte le altre partite, da quelle che sono le violenze alle donne, alle povertà, alle eccedenze alimentari, a quelle che sono altre questioni legate a disabili oppure a sperimentazioni. È stato comunque un bilancio che, come ogni anno, ha dovuto fare i conti con i tagli imposti da Roma. Si sarebbe potuto fare molto di più se solo una piccola parte delle risorse che versiamo al governo fossero rimaste sul territorio. Per questo la partita dell'autonomia diventa fondamentale, è necessario dare un segnale forte.